il vertice di ANCI e provincia sul caro energia e la crisi del personale che rischia di rallentare il PNRR, le testimonianze dei sindaci, lavori fermi, attività bloccate, famiglie che chiedono aiuto. La situazione è drammatica. Bollette e mancanza di personale, doppio problema anche per le imprese. Dall'assemblea della CNA l'appello a cambiare un sistema che non regge più. Per la manodopera bisogna puntare sugli immigrati. Esce di casa in bici per comprare le sigarette, viene travolto e ucciso da un'auto. Tragedia la scorsa notte a San Vendimiano, perde la vita un 24enne, la sesta vittima della strada nella Marca da inizio mese. Fiamme in piazzetta San Parisio, individuato il piromane cinquantenne che aveva colpito 2 locali in poco tempo. La motivazione degli assalti, il servizio non è di mio gradimento, scatta l'allontanamento da Treviso. Baby Gang cerca di penetrare in uno stabile di Paderno dove un 19enne incensurato coltivava una serie di marijuana. Il giovane tenta di bloccarli, i vicini avvertono la polizia locale, tutti denunciati, ci sono anche minorenni. Numerito di disagi per lo sciopero del trasporto pubblico locale, i sindacati hanno protestato anche nella Marca per le continue aggressioni ai danni di conducenti e controllori. I dati della CISL, 2 assalti al mese dai mezzi MOM. Aveva usato un collare con scosse elettriche anti-abbaio per addestrare la sua segugia di 9 mesi. Cacciatore dell'Asolano condannato dal tribunale a 3.000 euro di ammenda. Domani a Follina, negli storici magazzini dell'Anificio, Marco Goldin sarà di scena in anteprima con il suo nuovo spettacolo dedicato a Van Gogh. L'ingresso sarà gratuito in un omaggio dedicato ai trevigiani. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso. Dunque, in primo piano c'è il caro energia e le problematiche legate al caro energia. Vi dico però subito che fra poco poi ci collegheremo anche con il nostro Lucio Zanato che si trova a Noventa di Piave. L'avete sentito nel telegiornale di Venezia, una tragedia del lavoro con un ragazzo di appena 18 anni morto in una fabbrica di Noventa di Piave. Allora ci collegheremo fra poco con Lucio Zanato per avere qualche altro dettaglio di questa tragedia avvenuta davvero a pochi passi dalla Marca trevigiana. Prima però il vertice dei sindaci anche delle province al Sant'Artemio a Treviso, l'urlo, il vero e proprio urlo, il grido dei sindaci alle prese con il caro energia e non solo. Sentite. Abbiamo delle spese che sono ormai difficili da sostenere per ogni ente locale, per quanto virtuoso, per quanto faccia tutte le economie possibili e immaginari. La situazione è veramente difficile e drammatica. Il grido di dolore dei sindaci veneti è risuonato a Treviso nell'assemblea convocata da ANCI per confrontarsi e mettere insieme le proposte che arrivano dai territori. Bollette stratosferiche, cantieri a rischio per gli aumenti delle materie prime, carenza di personale. Uno dopo l'altro i sindaci hanno elencato, raccontato i problemi con i quali ogni giorno devono fare i conti e lo scenario che ne esce è a tinte fosche. Avevo già stanziato dei soldi e appaltati per asfaltature di strade. La stessa azienda mi ha detto che non la poteva realizzare con quel preziario. Io ho annullato l'asfaltatura. Noi abbiamo tutto il polo scolastico e sta ritardando, ma anche il finanziamento della seconda parte con il rincaro dei materiali sta diventando veramente difficile da affrontare. Giacinto Bonan, vice sindaco di Villorba, parla di una Caporetto forte dei conti fatti dalla sua amministrazione. Per arrivare a fine bilancio 2022 il Comune dovrà far fronte ad 1 milione di euro di costi aggiuntivi, perché sulle casse dei municipi oggi a pesare sono i costi di luce e con l'arrivo dell'inverno anche del gas. Quelle stesse difficoltà che emergono tra le realtà economiche dei territori. È il caso di una lavanderia di Farra di Soligo che a luglio ha visto una bolletta per l'energia di 109.000 euro contro i 17.000 dello stesso mese del 2021. Mi ha fatto vedere quella di agosto nei giorni scorsi che dovrà pagare i primi di novembre, è passata da 109 di luglio a 170, quindi è un continuo aumento e la situazione è veramente drammatica. Oggi io rilevo che a Treviso non c'è più un cinema, sono tutti chiusi e dite vabbè, a me il cinema, però noi non dobbiamo fare l'errore di considerare dei servizi secondari, perché comunque dietro il cinema c'è tutta una catena di lavoro. E poi ci sono le famiglie, sempre più quelle che bussano agli uffici dei servizi sociali per chiedere aiuto. E proprio ieri al mercato già 2 persone, pensioni minime, case grandi, sole e naturalmente a fine mese non ci si arriva. Come se questo non bastasse, i sindaci devono far fronte ad un'ormai cronica carenza di personale. Io in questo momento sono senza vigili da 2 mesi e non riesco neanche a trovare solidarietà dagli altri comuni perché sono loro stessi in difficoltà e quindi sto senza vigile finché non riesco a fare il concorso perché non ci sono neanche graduatorie disponibili in questo momento. E così in assenza di agenti della locale il sindaco di Cappellamaggiore insieme ad altri assessori si è occupata di affiggere gli avvisi pubblici. Per non parlare dell'emergenza legata ai segretari comunali. Situazione drammatica nel Veronese, racconta il vice sindaco di Nogara, Poltronieri.
E soprattutto nei comuni sotto i 15.000 abitanti ci sono segretari che, come descriveva prima il Presidente Conte, svolgono servizi in 6-7 comuni. C'è un documento che è stato sintetizzato alla fine di questo vertice dai presenti. Come le famiglie, anche i comuni non ce la fanno a far fronte ai rincari di luce e gas e i sindaci, da bravi padri di famiglia, devono far quadrare i bilanci, perché l'alternativa, la peggiore, sarebbe quella di aumentare le tasse o tagliare i servizi. Soluzioni estreme alle quali non si vuole arrivare, perché a pagare sarebbero ancora una volta i cittadini. Si rischierebbe di far pagare 2 volte questa emergenza economica proprio alle nostre comunità. Prima devono pagare le bollette, poi pagano le tasse e non ricevono i servizi. E il presidente Anci Veneto, a proposito di servizi da tagliare, lancia un monito ai colleghi sindaci. Attenzione, dice, a quello che deciderete di eliminare. Chiedete una consulenza agli uffici dell'associazione, ad esempio se vorrete intervenire sull'illuminazione pubblica, per non andare incontro a conseguenze sul fronte della sicurezza stradale. E se si possono fare, in che forma? Questo per evitare di prestare il fianco a delle situazioni spiacevoli. Al danno dei rincari si aggiunge la beffa degli aiuti arrivati agli enti locali con gli ultimi provvedimenti del governo. Hanno stanziato 80 milioni, di cui 20 alle province e 60 alle città metropolitane di Roma, ancorché non abbia nemmeno bisogno, perché il certificato non fa bisogno di 40. È un aiuto che è poco più della pacca sulla spalla, perché sono arrivati 300 milioni distribuiti tra tutti i comuni d'Italia. Vi faccio l'esempio del comune di Treviso: a fronte dei 3 milioni in più di spese di gestione di corrente elettrica, in questo decreto aiuti mi sono arrivati 281.000 euro. La preoccupazione dei sindaci però è legata anche alle emorragie di dipendenti, con gli uffici comunali sottoposti a carichi di lavoro importanti, perché c'è una sfida, quella del PNRR, che ha scadenze sempre più ravvicinate, come quella di marzo 2023, che se non rispettata rischia di avere pesanti ricadute ancora una volta sui comuni. Quindi vuol dire che non arrivano le prime tranche dei fondi e che li devono trovare i comuni. Uno stanziamento straordinario di almeno ulteriori 350 milioni di euro rispetto a quanto già previsto con il decreto aiuti, un intervento fiscale in materia di IVA sui lavori, procedure più rapide ed immediate per le modifiche e varianti dei contratti pubblici sono alcune delle proposte avanzate dai sindaci e racchiuse in un documento. Scriviamo al Presidente del Consiglio, però voglio dire, probabilmente sarà una lettera che questo Presidente del Consiglio manco leggerà e che il prossimo Presidente del Consiglio speriamo tenga in considerazione. Intanto proprio oggi sul fronte energia e non solo, il Consiglio dei Ministri ha approvato l'ultimo atto del governo Draghi, il terzo decreto aiuti, decreto aiuti ter, da 14 miliardi di interventi. Tra le misure per le famiglie arriva un bonus, una tantum di 150 euro per chi percepisce redditi inferiori a 20.000 euro lordi annui, compresi i pensionati. Anche per gli autonomi è previsto un incremento del bonus di 150 euro, sempre limitato ai redditi fino a 20.000 euro. Alle imprese la fetta più importante delle risorse, cioè nel pacchetto quasi 10 miliardi, ci sono ad esempio le aliquote del 40% per le imprese energivore, del 30% per le imprese più piccole che impiegano energia elettrica con una potenza dai 4,5 kW in su. È il nuovo credito d'imposta rafforzato riconosciuto sull'elettricità dal DL Aiuti Ter. In più arrivano nuovi stanziamenti per il bonus trasporti, il contributo da 60 euro per l'acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici, un incremento da 10 milioni di euro l'anno per il 2022. Sono alcuni degli aiuti dell'ultimo decreto aiuti stanziato, l'ultimo atto del governo Draghi prima di quello che farà il nuovo governo. E ieri in Parlamento c'è stato un voto a sostegno delle case di riposo, ma la situazione resta difficile anche su questo fronte. Ieri, che c'è stato l'ultimo giorno della legislatura del Parlamento, è stato approvato un ordine del giorno in cui il governo si impegna a sostenere le case di riposo, gli asili nido e le scuole materne rispetto al tema del rincaro energetico. È un primo segnale da Roma verso un'emergenza economica senza precedenti e che per le case di riposo di Treviso registra numeri davvero importanti. Noi oggi paghiamo 1.300.000 euro, ecco, se calcoliamo che si parla di addirittura che vengono triplicate le bollette, vi lascio fare i conti a voi.
Quasi 4 milioni di euro l'anno, davvero insostenibili per una struttura che sui costi energetici confida in una rapida svolta dello Stato. No, io non mi pongo neanche il problema che il governo non capisca la gravità che stanno vivendo tutti i cittadini, ma in particolare le case di riposo, in quanto noi non possiamo né ridurre il riscaldamento e tanto meno il raffrescamento. Peraltro l'ISRA sta già rimodulando attraverso buone pratiche 1.100.000 euro di costi di lavanderia, per evitare che, tagliando troppo sull'appalto, rischi di trovarsi come le case di riposo Le Molinette di Milano, al momento rimaste senza servizio biancheria. Altro problema che ISRA sta affrontando riguarda il personale sanitario. Sui 72 infermieri, appena 9 sono italiani. Per gli altri, provenienti da diverse parti del mondo, pur di non perderli, le case di riposo offrono alloggi o altre agevolazioni a prezzi scontati. Ma oltre a ciò è difficile andare senza toccare rette o qualità del servizio agli anziani. Per questo, nonostante il pronunciamento del Parlamento di ieri, più che di certezze, il Presidente Michelon parla di speranze. Parlo di speranze perché mi auguro che visto che il governo ha accolto questo ordine del giorno, poi ne seguano anche le conseguenze, cioè finanziamenti alle case di riposo. Il doppio problema dunque, il caro energia e la carenza di personale che affligge ovviamente anche le imprese. Stamane l'assemblea di CNA Veneto, dove si è delineato anche la sfida per del futuro, cambiare il sistema, un modello ormai superato. Abbiamo bisogno di gente per lavorare, quindi dobbiamo per forza di cose, ma anche per un equilibrio dei conti dello Stato, parliamo di contributi versati, di pensioni, di INPS e tutto il resto, fare in modo che l'immigrazione sia regolata e possa diventare un volano positivo per l'economia. Caro bollette, aumenti delle materie prime e non ultimo un'ormai cronica carenza di manodopera. Sono le sfide che ogni giorno devono affrontare le piccole imprese venete che concorrono a realizzare il 60% del valore aggiunto regionale. La mancanza di personale qualificato legata ad una sempre maggiore denatalità e ad una difficoltà nella formazione rappresenta una spina nel fianco degli imprenditori. C'è stata miopia nella gestione anche dell'immigrazione, perché deve essere considerata una risorsa l'immigrato, purché poi possa essere inserito, formato e inserito nel sistema produttivo. A pesare però sulle aziende in questo momento storico sono gli aumenti dei costi di luce e gas. Per i rincari dell'energia abbiamo visto percentuali spaventose, racconta il direttore di CNA Veneto, Matteo Ribon. Più 1247% e più 2600, oltre 2600 per quanto riguarda la situazione del gas. Questa cosa è legata a una forte speculazione. Uno si trova con una bolletta che pagava qualche centinaio di euro, si trova con qualche migliaio di euro da pagare adesso. Le imprese più grandi soffrono ancora di più, la situazione è veramente molto molto difficile, tanti stanno riducendo gli orari di lavoro. Nonostante questa delicata situazione, il Veneto si conferma tra le regioni trainanti della ripresa economica, contribuisce a realizzare il 9,3% del prodotto interno lordo italiano. Nel 2022 il PIL regionale dovrebbe far segnare un più 3,6%. Sul futuro dell'economia però si addensano pesanti nubi nere, per questo le imprese sono chiamate a nuove sfide, prima di tutto per razionalizzare i consumi trovando forme migliori di utilizzo dell'energia, rivedendo il sistema produttivo, trovando fonti alternative, ma per farlo è necessario un sostanzioso intervento economico da parte del governo. Dalla loro gli imprenditori possono cogliere le opportunità a disposizione a livello europeo. Ci sono molti soldi dal punto di vista europeo che sono a nostra disposizione se sapremo sfruttarli con intelligenza e soprattutto cominceremo ad incagliarci anche all'interno dei nostri problemi strutturali che sono quelli della burocrazia, della difficoltà di realizzazione delle opere e anche con un pensiero che deve essere collegiale e non di parte. Per il Presidente De Coll la parola d'ordine è evoluzione, un'evoluzione del sistema ma anche del modello di sviluppo del nostro territorio che spiega probabilmente ha fatto il suo tempo. La piccola impresa diffusa, le produzioni agricole di eccellenza, il turismo mordi e fuggi che ci ha portato a diventare locomotiva d'Italia, a essere una terra molto produttiva, probabilmente non è più sufficiente perché vediamo il confronto con aree europee simili per struttura sociale. Abbiamo riscontrato che in 10 anni noi abbiamo avuto una crescita pari a zero quando altre zone, parliamo di zone della Germania, dell'Olanda, ma non solo, anche della Francia e della Spagna, hanno avuto crescite anche a 2 cifre.
Dall'economia alla cronaca, parliamo però ancora di imprese, una tragedia all'interno di un'azienda, l'abbiamo detto nel telegiornale di Venezia, un ragazzo di appena 18 anni che faceva uno stage di lavoro in un'azienda di Noventa è morto nel tardo pomeriggio in un incidente sul lavoro. Siamo a Noventa con Lucio Zanato. Lucio. Sì, buonasera, mi trovo alle mie spalle, come vedete, l'ABC di Noventa di Piave, siamo in via Volta, all'interno c'è ancora la salma di questo 18enne schiacciato da una lastra che pare sia caduta da dei cavalletti schiacciandolo. Le lesioni erano soprattutto sugli arti inferiori, ma pare invece che fossero comunque così gravi per cui dopo breve è sopraggiunto il decesso, nonostante siano arrivati subito i soccorsi. All'interno c'è ancora il personale dello Spisal, dopo che i vigili del fuoco ovviamente hanno cercato di mettere in sicurezza tutto l'ambiente. Tra l'altro ci sono anche i genitori di questo giovane e i parenti che stanno sopraggiungendo in questi momenti. Ovviamente c'è disperazione per quanto riguarda la famiglia, ma c'è disperazione anche per quanto riguarda l'azienda. Ovviamente nelle prossime ore e nei prossimi giorni si capirà cosa è realmente successo per questa ennesima morte sul lavoro che purtroppo ci mette sempre in testa la classifica anche a livello italiano per quanto appunto riguarda queste tragedie. A te la linea. Grazie a Lucio Zanato. Il ragazzo risiedeva, a quanto si è capito, da Ceggia, stava facendo uno stage con un istituto tecnico ed è rimasto schiacciato da una lastra di metallo caduto da alcuni cavalletti. Stava lavorando a quanto pare da solo in quel momento, faceva appunto uno stage ed è morto a 18 anni. A 24 anni invece è morto il cittadino marocchino Jamal Touiki, che era in sella alla sua bici la scorsa notte, era uscito di casa per andare a prendere le sigarette, un'auto lo ha travolto, la sesta vittima della strada nella Marca da inizio mese. Sulla strada i segni dell'ennesima tragedia, la sesta vittima dall'inizio del mese di settembre. Il drammatico incidente è accaduto nella notte in via Ungheresca all'altezza del civico 51 in zona Borgo Saccon. Il giovane, 24 anni di origini marocchine, era uscito di casa per prendere le sigarette. Ad un tratto è stato colpito da un'auto che proveniva dalla stessa direzione. Alla guida della Golf un 32enne bellunese appena uscito dal casello autostradale della 27. L'uomo è stato sottoposto al test alcolemico con esito negativo. Il 24enne è stato sbalzato dalla bici, un volo di 10 metri che non gli ha lasciato scampo. Troppo gravi le ferite riportate. All'arrivo degli operatori del SUEM 118 per il ragazzo non c'era più nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione sembra che la bicicletta non fosse dotata di fanali posteriori né la vittima indossasse una pettorina caterinfrangente, un particolare questo che potrebbe essersi rivelato fatale. Sul posto anche 2 pattuglie della compagnia dei carabinieri di Conegliano che avranno il compito di ricostruire la dinamica della tragedia. Il 24enne da tempo era in Italia ospite da un'amica ed aveva appena ottenuto il permesso di soggiorno. Il suo sogno era quello di iniziare a lavorare e aiutare la sua famiglia che si trova in Marocco. Una strada, via Ungheresca, trafficata tutte le ore del giorno con macchine, dicono i residenti, che sfrecciano ad alta velocità. Finita la pandemia qua corrono come pazzi, cioè non c'è più nessuno che ha un po' di, come si dice, un po' di tranquillità, di correre più piano. Dopo una strada che si invita a correre, specialmente anche di notte. I residenti hanno più volte segnalato la pericolosità della strada all'amministrazione comunale, anche se via Ungheresca è provinciale. Ora, dicono i cittadini, chiederemo di trovare una soluzione, altrimenti ci saranno altri incidenti stradali. Ad agosto nella Marca sono state 12 le vittime, un trend che non sembra diminuire nel mese di settembre. La salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale di Conegliano a disposizione dell'autorità giudiziaria che aprirà un fascicolo d'inchiesta per omicidio stradale. Trattore abbatte le sbarre del passaggio a livello, attimi di panico a Levada di Pederobba per l'incidente avvenuto alle 17:30. Alla guida del trattore un trentenne. Il traffico ferroviario sulla linea Montebelluna-Feltre è stato bloccato, così come anche la circolazione della strada. Sul posto i carabinieri e la polizia locale, ovviamente anche per cercare di capire come si è potuto verificare un incidente del genere che avrebbe potuto provocare davvero, potrebbe avere gravissime
le conseguenze. Questo è dunque l'incidente avvenuto alle 17:30 a Levada di Pederobba. E poi il piromane di Treviso aveva colpito a maggio e a luglio in pieno centro. La motivazione è davvero incredibile. Il servizio non è di mio gradimento. Poi scattavano ingiurie, addirittura le minacce verso i titolari del personale dei locali del centro di Treviso. Dalle parole il cinquantenne noto alle forze dell'ordine passava poi ai fatti. In 2 casi ha dato fuoco ai locali. Le indagini serrate della squadra mobile coordinata dal vicequestore Imma Benvenuto hanno portato all'identificazione del piromane che stava terrorizzando gli esercenti. L'uomo nel mese di maggio aveva incendiato in piazzetta San Parisio una palazzina dove abita uno dei titolari dell'osteria Muscolis. Scusa, poco qua. Se entri a prendere queste tende, cominciano ad essere problemi seri. A parlare era stato Fabio Tambarotto, titolare dell'osteria. Nel mirino la palazzina dove abita il fratello. Il piromane si era avvicinato con una tanica, aveva gettato del liquido infiammabile e poi aveva appiccato il fuoco. A luglio l'uomo è tornato in azione. Questa volta nel suo mirino è finito il locale Chimeia. Il rogo aveva provocato gravi danni. Non solo, ma ha anche causato un reale pericolo per l'incolumità pubblica, viste le proporzioni dell'incendio. Fin da subito si è ipotizzato che la mano dei 2 roghi fosse la stessa. Poi gli accertamenti della polizia che hanno portato alla verità. L'uomo non solo aveva dato seguito alle sue minacce, ma se l'era presa anche con altri titolari. Una persona pericolosa che avrebbe potuto dare alle fiamme altri locali. La motivazione data dal piromane è sconcertante. Il servizio non era di suo gradimento e quindi andava dato a fuoco. Il quadro indiziario è stato confermato dall'autorità giudiziaria che, ritenendo concreto ed attuale il pericolo di reiterazione della condotta delittuosa, ha disposto nei confronti del cinquantenne la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Treviso. Insomma, non può più mettere piede in città. Se dovesse farlo, per lui scatterebbe l'arresto. Vigili del fuoco impegnati dalla tarda mattinata in via Vecchia di Molinetto a Borso del Grappa per l'incendio di una vecchia struttura rurale affiancata ai lati di 2 abitazioni. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. I vigili del fuoco sono arrivati da Castelfranco, Bassano e Treviso con 2 autopompe, 2 autobotti, l'autoscala e 12 operatori. Sono riusciti a contenere e circoscrivere il rogo del vecchio fabbricato, ora utilizzato come ricovero attrezzi, riuscendo a salvare le 2 abitazioni di lato che erano invece abitate. Completamente bruciati i 2 piani della costruzione fatti in legno e pietra. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Adesso a Pieve del Grappa invece con una operazione della polizia locale. Coltivava 23 piante di canapa indiana nella veranda di un ex convento in località Fietta, Pieve del Grappa, dopo essersi assicurato che nessuno sarebbe riuscito a entrare. Non ha fatto però i conti con gli agenti della polizia locale che hanno incastrato e denunciato il 19enne incensurato residente in un comune limitrofo per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Ma non è finita qui. La notizia della piantagione illegale pare si fosse diffusa tra i giovani, tanto che gli agenti della locale hanno bloccato 4 ragazzi, di cui 2 minorenni, che tentavano con una mazza e un piede di porco di forzare una porta per raggiungere la droga. Denunciati per uso e possesso di strumenti atti ad offendere e violazione di proprietà privata. Fondamentale la segnalazione da parte dei residenti. I residenti ci hanno permesso e ci hanno aiutato di capire quali fossero i movimenti di queste persone che si recavano quasi quotidianamente nella struttura abbandonata, e quindi ci hanno permesso di coglierli con le mani nel sacco. Il valore della canapa che veniva coltivata? Allora, il valore adesso non è quantificabile perché non è ancora stata, tra virgolette, raccolta. Sicuramente il valore non è basso, è alto, perché le piante erano comunque conservate bene, erano state coltivate bene, quindi sul mercato avrebbero prodotto un discreto guadagno. Fa specie il fatto che tra i protagonisti di questa vicenda ci siano anche i giovanissimi, minorenni. Questo è un fatto preoccupante, tant'è vero che come amministrazioni stiamo puntando sempre più a potenziare politiche giovanili che vadano a favorire nuovi stili di vita, buoni stili di vita. A Macerata sul Piave, rifiuti speciali stoccati in 2 capannoni privati, il proprietario denunciato.
All'interno di 2 capannoni privati è stato trovato di tutto. In una superficie di 2000 metri venivano accatastati elettrodomestici, pneumatici, parti di batterie di autovetture ed altri rifiuti ferrosi. A lanciare l'allarme erano stati alcuni cittadini che continuavano a vedere un via vai sospetto di persone che entravano e uscivano dai locali. Immediato l'allarme lanciato alle forze dell'ordine, così sono scattati gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Macerata in collaborazione con il personale della polizia locale del comune. È bastato poco agli inquirenti per capire che qualcosa non andava. In poco tempo arrivavano furgoni e lasciavano i rifiuti all'interno dei capannoni. Nelle ore scorse è scattata la perquisizione con decreto emesso dalla Procura della Repubblica trevigiana, che aveva condiviso i primi riscontri raccolti su possibili abusi in essere nelle strutture individuate in materia di smaltimento di rifiuti. Aperte le porte degli immobili, gli investigatori hanno trovato la merce catastata. Questa mattina i capannoni sono stati sequestrati a carico del proprietario della struttura, un uomo sui 60 anni. Ora si profila l'ipotesi di reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, violazione prevista dal codice dell'ambiente vigente. Nelle prossime ore sarà ascoltato per capire come mai i capannoni fossero diventati vere discariche. I rifiuti dovranno essere smaltiti. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo la cronaca. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo dal pomeriggio di disagi per lo sciopero del trasporto pubblico locale. I sindacati hanno protestato anche nella Marca per le continue aggressioni ai danni di conducenti e controllori. La CISL ha dato oggi dei dati precisi: 2 assalti al mese nei mezzi MOM, nel primo semestre dell'anno 100 giorni di infortunio refertati. La più grave come dinamica è stata l'aggressione a coltellate di un autista a Nervesa della Battaglia, mentre il mese peggiore è stato giugno, quando 2 agenti accertatori dopo un parapiglio a Montebelluna sono dovuti ricorrere alle cure mediche, uno per una distorsione al ginocchio, l'altro per un trauma cranico, mentre un conducente ha subito un trauma facciale a Jesolo. Graffi, spintoni, ferite, quasi un bollettino di guerra quello diffuso dalla FIT, la sezione dei trasporti della CISL, nel giorno dello sciopero che ha interessato anche i mezzi pubblici della mobilità trevigiana. In MOM, questo è il conto del sindacato, si registrano mediamente 2 assalti al mese a danno degli operatori e da inizio anno sono 100 i giorni di infortunio refertati nei pronto soccorso della Marca. Un calo, sottolinea però Stefano Bergamin, segretario della FIT CISL, si è registrato tra luglio e agosto con l'entrata in vigore del piano straordinario di controlli varato da MOM, prefettura e forze dell'ordine. Non solo, sono sempre di più, circa una 70 i mezzi dotati di panic button, dispositivo che dà la possibilità all'autista di allertare la sala controllo MOM, che provvede se necessario a far intervenire le forze dell'ordine. Una battaglia per la sicurezza, la definisce la CISL, mentre per la CGIL è anche una questione di mansioni. Consideriamo il fatto che gli autisti sono lasciati anche, diciamo, un po' a se stessi anche rispetto alle mansioni che hanno, perché sono diciamo nel momento anche del Covid erano incaricati di verifica dell'utilizzo corretto delle mascherine, cioè una mansione ulteriore che ovviamente porta a uno stress ulteriore e a un possibile, come dire, contrasto con gli utenti, che forse non doveva essere di loro competenza. Quanto al fenomeno delle baby gang, autisti e controllori lo verificano quotidianamente. Esiste e lo notiamo anche da quel punto di vista. Oltre alle buone parole di solidarietà bisognerebbe a mio avviso mettere in campo una campagna di elevazione, diciamola così, culturale, o comunque di spiegare sin dalle scuole agli studenti fin da piccoli che ruolo ha l'autista, cos'è il trasporto pubblico locale, e ridare quel valore che negli anni passati aveva, e negli anni passati questo tipo di problematiche erano molto più rare. Un cacciatore trevigiano, proprietario di un segugio femmina di 9 mesi, è stato condannato dalla magistratura, dal tribunale, al pagamento di un'ammenda di 3.000 euro per aver fatto indossare all'animale ai fini di addestramento un collare che produce una scossa elettrica nel caso il cane avesse abbaiato. Si tratta di un dispositivo vietato dalla legge per la sua caratteristica di provocare stimoli dolorosi tali da condizionare la sensibilità psicofisica dell'animale. A scoprire l'illecito era stata la Guardia Forestale, che aveva ritrovato la cagnolina scappata durante una seduta addestramento sui colli dell'Asolano. Grazie al microchip è stato possibile individuare il proprietario e denunciarlo per maltrattamenti.
La politica adesso a Padova e Verona. Oggi Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, ha parlato di Costituzione e autonomia, l'abbiamo visto nel telegiornale del Veneto. Su questi due temi nel corso della nostra prima edizione si è espresso anche Flavio Tosi, candidato per Forza Italia. Nel 1946, 47, 48 quella era la Costituzione più bella del mondo, oggi è vecchia, va cambiata, modernizzata. Abbiamo un apparato dello Stato a Roma che è figlio di quella Costituzione, abbiamo un Parlamento che è figlio di quella Costituzione, un modello di bicameralismo perfetto, dove due Camere fanno la stessa identica cosa sovrapponendosi, quindi di fatto una è inutile, e quindi penso che appunto la Costituzione, che era bella, bellissima, oggi sia da cambiare. Per l'autonomia ricordo a Enrico Letta che i suoi elettori e i suoi esponenti di partito nella regione del Veneto hanno sostenuto giustamente il referendum per l'autonomia. Non è un referendum che spacca l'Italia, non è un referendum che crea guerre e tensioni sociali, perché come sa Enrico Letta, perché lo sa benissimo, è un referendum che si basa sulla Costituzione che lui appunto apprezza moltissimo e quindi in base al dettato costituzionale prevede il trasferimento di alcune materie e le relative risorse, quindi per lo Stato dal punto di vista del gettito non cambia assolutamente nulla, i conti dello Stato rimangono in ordine, la tal delega costa X allo Stato, lo Stato ti dà la delega alla regione con X soldi, in modo che la cosa non cambi per i conti dello Stato. E quindi credo che dovrebbe ricordarsi che i suoi esponenti politici e la larghissima parte dei suoi elettori 5 anni fa hanno votato a favore dell'autonomia. All'autonomia è collegata anche un'altra partita, quella della legge quadro sulla montagna. A parlarne sempre durante la prima edizione Marco Griguolo di Azione Italia Viva, che ha parlato anche della elezione diretta del Presidente del Consiglio. Non so se questi due provvedimenti, che sono molto importanti per la Regione Veneto e anche per quanto riguarda la provincia di Belluno, non so se riusciranno appunto ad essere approvati e ad entrare in vigore. E questo per me è una grande responsabilità di quelle forze politiche che non hanno sostenuto, o meglio, hanno sostenuto prima il governo Draghi e poi hanno scelleratamente deciso di farlo cadere. Questo per me sono delle responsabilità che gli italiani si devono ricordare quando andranno il 25 di settembre a votare. Sull'autonomia noi abbiamo detto due cose molto chiare, ci devono essere i due capisaldi, sono il fisco ovviamente e la responsabilità. Ci sarà bisogno di una riforma sicuramente costituzionale, noi la individuiamo con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio sul modello dei sindaci. Credo che questo, al di là di come uno la pensi sulla forma parlamentare, possa avvicinare nuovamente i cittadini alla politica, perché noi, è il mio grande dramma, probabilmente avremo tante persone che non andranno a votare, giovani e anche persone anziane. Torniamo a Treviso, il Tempio di San Nicolò. Gremito ha salutato oggi per l'ultima volta Antonello Peatini, volto conosciutissimo in città per il suo ruolo di presidente provinciale degli agenti di commercio e di membro del CAI, il Club Alpino Italiano. Lo ricorderete, è morto improvvisamente all'età di 65 anni domenica scorsa a causa di un malore mentre si trovava sulle sue amate montagne. Prima della cerimonia religiosa, intanto hanno voluto salutarlo anche laicamente. All'esterno un picchetto di alpini ha salutato la bara dove accanto ai fiori la famiglia ha voluto fosse presente il cappello da ufficiale delle Penne Nere, esperienza che Antonello Peatini ricordava con particolare calore e affetto. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di cultura, di arte, un pomeriggio davvero speciale, quello di domani a Follina, negli storici magazzini dell'Anificio. Infatti Marco Goldin sarà di scena in anteprima con il suo nuovo spettacolo dedicato a Van Gogh, un ingresso gratuito come omaggio dedicato ai trevigiani. Ultimi ritocchi questa mattina a Villa Braida di Treviso per il nuovo spettacolo di Marco Goldin dedicato a Van Gogh. Testo teatrale sviluppato sul suo ultimo libro dedicato al celebre artista olandese, precursore dell'espressionismo pittorico. E tutto nasce dal libro che ho in mano in questo momento, che è uscito da 4 giorni. E si chiama Gli ultimi giorni di Van Gogh, il diario ritrovato. Così l'idea che ho avuto è stata quella di far ritrovare un diario, che ovviamente è un diario immaginario, al titolare della locanda nella quale Vincent Van Gogh ha abitato nelle ultime settimane della sua vita. È un romanzo scritto in forma di diario, sempre basato sui fatti realmente accaduti, e da questo libro nasce anche uno spettacolo teatrale. Uno spettacolo che lo storico dell'arte, curatore di tante esposizioni di
successo ha deciso di regalare domani pomeriggio in anteprima ai suoi concittadini. Siccome poi dai primi di novembre ci sarà una vera e propria tournée teatrale strutturatissima che partirà con la data zero a Salsomaggiore Terme in provincia di Parma e poi avremo la prima nazionale a Trieste e poi tutta l'Italia, veramente fino al sud e anche alle isole, ma ho voluto una unica data nell'anificio Paoletti di Follina. È una zona che mi è molto cara, lì ho una casa da tantissimi anni e lì ho scritto praticamente tutti i miei libri negli ultimi 30 anni, inclusa anche una parte di questa, quindi non avevo mai fatto niente in vallata e ho deciso di farla e aprirla a tutti, 18:30, quindi domani sera con ingresso libero. E insomma i colori di Van Gogh con queste splendide lane colorate all'interno dell'anificio Paoletti. Saremo nel grande magazzino delle lane, un luogo gigantesco, 800 metri quadrati con centinaia di posti a sedere disponibili per tutti. Abbiamo visto nel telegiornale del Veneto la violenta grandinata nel pomeriggio a Padova, c'è allerta gialla per il maltempo nelle prossime ore in Veneto, un po' in tutto il Veneto, ma vediamo nel dettaglio che tempo farà nel weekend e anche oltre, come ogni venerdì con il generale Iannicelli. L'anticiclone delle Azzorre è ritirata sull'Atlantico e la farà da padrona invece nelle prossime ore, si approprierà della scena delle nostre zone una depressione lontana, il suo centro è localizzato a nord dell'Europa ed è evidente dalla carta del tempo, e da quella posizione ci indirizzerà aria fresca instabile in cui si inseriranno sistemi perturbati e linee di stabilità, diciamo sono le sorelle minori della perturbazione. Comunque la perturbazione che già sarà evidente già da questa sera sulle nostre zone e poi ci interesserà in parte domani, sarà veloce, quindi poi avremo un miglioramento, quindi un tipo di tempo buono per tutta la prossima settimana. Comunque più in dettaglio, stasera iniziano le precipitazioni, domani almeno per la prima parte precipitazioni anche abbastanza diffuse, soprattutto anche a carattere temporalesco naturalmente sotto i rilievi. Poi dal pomeriggio un graduale ma anche veloce miglioramento, quindi in serata dei rasserenamenti. Per domenica è previsto cielo in prevalenza sereno, anzi un cielo terso, è passato il sistema perturbato, quindi avremo un cielo limpido e un abbassamento sensibile delle temperature. E poi per lunedì e per quasi tutta la settimana una piccola variabilità, ma tutto sommato direi tempo stabile. Porte aperte dalle 12 di domani all'Ippodromo di Treviso per la 2 giorni di sport senza barriere, un'iniziativa organizzata dall'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi per promuovere la cultura dell'inclusione sociale grazie alle pratiche sportive. Un appuntamento per tutti, ma in particolare per i ragazzi diversamente abili e le loro famiglie. Tutti potranno cimentarsi in prove di tiro con l'arco, tiro a segno, calcio a balilla e tennis tavolo. Ci saranno spazi anche per sport di contatto come la kickboxing e la box con la provocazione, lo ricorderete, lanciata ieri ai nostri microfoni da Mirella Tuzzato ai bulli e alle baby gang, perché anziché organizzare delle risse tra le piazze del centro vengano all'ippodromo a sfogare le loro energie in modo positivo. Dalle 12 di domani, e poi l'evento è anche domenica, ma ve lo racconteremo in un servizio proprio domani sera. Adesso la pagina bellunese. E la pagina bellunese si apre con la conta dei danni a Ponte nelle Alpi dopo la violenta nubifragio con la tromba d'aria che è passata molto velocemente in paese lasciando dei danni, ma anche la paura. Guardando per terra sembra quasi incredibile che nessuno si sia fatto male e che perfino l'auto finita sotto le macerie non sia poi risultata particolarmente danneggiata. La micro tromba d'aria si è praticamente concentrata su una sola casa. Io ero in ufficio a Levego, si vedeva arrivare dal Serva, da dietro al Serva ha fatto il giro dalla parte di Ponte nelle Alpi e poi verso l'Alpago. E quanto è durato? Penso un quarto d'ora, 20 minuti, non di più. I vigili del fuoco hanno immediatamente messo l'area in sicurezza accatastando le coperture di vente che non avevano fissaggio e che si trovavano sopra il tetto probabilmente sin dai tempi della costruzione dello stabile. Una cosa simile era già accaduta un paio d'anni or sono.
Noi ci stiamo accorgendo che il clima sta cambiando, oltre alle situazioni che abbiamo già visto durante l'estate. In 2 anni questa è la seconda micro tromba d'aria che il territorio pontalpino subisce. Nel 2020 si è divelto il Palamares, quindi pronto l'intervento poi della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Ieri è toccata un'altra zona, che è quella del Bivio, quindi la zona centrale di Ponte nelle Alpi. 3 perturbazioni provenienti dal Serva, dalla zona di Longarone e da Soverzene si sono incontrate, hanno creato questo nubifragio terribile che ha divelto il tetto di una casa a 3 piani. Per fortuna i detriti sono finiti sì nel giardino sottostante, ma non hanno colpito nessuna persona. Altri danneggiamenti arrivano da forti fulmini che arrivano direttamente nelle case private. Anche questo è un atto da capire dal punto di vista meteorologico, e ci sono stati dei danni in via dei Zattieri appunto per fulmini che sono caduti su case private. Ruba un bancomat con un raggiro a un 77enne e poi va a fare shopping con la moglie. Bloccato un 50enne lombardo dalla polizia. Squadra mobile di Belluno e Polizia Postale lo hanno individuato e ora si trova agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in Lombardia. Non è stato facile da identificare perché, da buon professionista del crimine, con alle spalle precedenti anche per rapina, l'uomo che in giugno aveva circuito un 77enne bellunese si era ben industriato per celare la propria identità. Cappello da pescatore, mascherine anti-Covid, auto noleggiate a Trento fornendo dati fasulli. La tecnica è riuscire ad avvicinarsi a queste persone mentre effettuano un'operazione al bancomat, carpirne prima visivamente il PIN e poi riuscire attraverso raggiri ad impossessarsi della carta di credito e quindi di conseguenza, avendo PIN e carta in mano, effettuare prelievi e operazioni su esercizi commerciali. La vittima era stata convinta che il bancomat gli avesse trattenuto la sua carta magnetica, che invece gli era stata sottratta e con la quale il 51enne lombardo ha fatto acquisti e pagamenti per circa 2.000 euro. C'è purtroppo cascato, come ci cascano quelli che si fanno convincere a fare improbabili operazioni contabili, abboccando a fantomatiche promesse di pagamenti per qualcosa che avevano messo in vendita. Un altro fenomeno tipico è riuscire a raggirare, ci capitano diversi casi, insomma, persone che hanno pubblicato annunci di vendita online, telefonata del truffatore che induce la parte offesa a recarsi a uno sportello bancomat, convincendolo che attraverso le operazioni che lui gli suggerirà per telefono ricaricherà il proprio conto corrente. Succede in realtà l'opposto, perché il truffatore riesce a far ricaricare una serie di carte Poste Pay intestate a prestanome con il denaro contenuto nel conto corrente. In occasione della cerimonia di premiazione del collare d'oro al presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach oggi a Roma, un Bach che ha detto siamo fiduciosi che gli amici italiani riusciranno a fare delle grandi Olimpiadi Milano-Cortina, alcune associazioni ambientaliste hanno dato vita a un presidio pacifico per manifestare il forte dissenso in merito alle modalità di gestione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Per i manifestanti molte delle strutture collegate a queste Olimpiadi, a cominciare dalla Querella accesasi attorno alla pista da bob, sono insostenibili ambientalmente, socialmente ed economicamente. Secondo loro le Olimpiadi, che avrebbero dovuto essere a costo zero, mostrerebbero ad oggi costi reali di oltre 3 miliardi, tutti a carico dello Stato. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al Meteo. Il fronte instabile si allontana dall'Italia, ma nella giornata di sabato 17 settembre il tempo sarà ancora variabile sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio.
Sul Veneto avremo precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, specie al mattino, in graduale attenuazione con il passare delle ore, con tendenza a schiarite soleggiate nel corso del pomeriggio. Temperature in calo, minime tra 7 e 15 gradi, massime invece comprese tra i 18 e i 19 gradi all'incirca, dunque clima piuttosto fresco. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso in mattinata cielo coperto con piogge in genere moderate, sulla costa soffierà bora forte, a seguire generale miglioramento. Giornata piuttosto fredda per la stagione con temperature minime sugli 8-12 gradi, massime sui 16-19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove risulterà il tempo perturbato. Nelle prime ore del mattino avremo precipitazioni residue, nel corso della giornata maggiori tratti soleggiati. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 21-22 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.